Tu hai detto che diciamo, il senso della tua opera è prendere un oggetto, qualche cosa che vedi, che ti colpisce, un manufatto, e cercargli di dare un significato diverso, un uso diverso. Ecco, mi puoi spiegare meglio questo concetto? Sì, diciamo che non si tratta del fatto di dare io come artista un uso diverso, come se fossi, diciamo, qualcosa che si relaziona a questo oggetto come qualcosa di superiore, diciamo, ma semplicemente cercare di, attraverso le sue qualità formali che noi già possiamo vedere nell'oggetto, cercare di dargli un'espressione che sia più vicina possibile a quello che io penso che sia la sua espressione originale, diciamo come se un oggetto potesse avere un'espressione. Questo è più o meno il concetto, come per esempio in mostra c'è un lavoro che si chiama Deriva, che è una piccola fotografia a grandezza naturale di una prugna. La mia unica operazione è stata prendere questa prugna e diciamo, spogliarla dei connotati con cui noi la riconosciamo come tale, come oggetto, e anche quindi come funzionale all'uomo, quindi come cibo sostanzialmente. E quello che ho scoperto è che in verità la prugna aveva una sua qualità estetica che effettivamente noi, riducendola a oggetto, non potevamo apprezzare. Quindi questo è più o meno, diciamo, per rispondere alla tua domanda, come mi avvicino appunto a un oggetto in modo non convenzionale, come non gli cerco di dare un significato altro. Diciamo che cerco di aprirla a nuovi significati piuttosto che dare io un significato altro a questo oggetto. E nel rapporto con quelli che amano questo, certamente, indubbiamente ci mette in relazione la mia visione